Vado. Ciao, sono Chiara Nigro, 26 anni e sono una studentessa. Frequento un corso di laurea magistrale in metodi statistici ed economici per le decisioni presso l'Università di Torino. Lavoro in reti da 2 anni e mezzo e ho iniziato come analista e tester per poi passare un pochino di più al lato dello sviluppo, specializzandomi sull'uso di strumenti di reportistica come ClickView. Se dovessi spiegare a uno studente o un laureato qual è il mio ruolo all'interno di Reti, avete presente Scarabeo, quel giochino dove ci sono tutte le letterine, devi comporre le parole? Ecco, io non ho le letterine, ho tanti numeri e tante operazioni e devo cercare di trovare un numero unico da mostrare alle persone. Attualmente lavoro presso un gruppo bancario e all'interno del team mi occupo della stesura della reportistica. Ci interfacciamo o direttamente o tramite un'azienda che fornisce analisi funzionali con gli utenti della banca, in modo tale da capire quelle che sono le loro richieste e cercare di implementare i report nel miglior modo possibile. Penso che il punto forte di Reti sia la formazione. I corsi interni ti aiutano a capire chi sei e chi vuoi diventare. In questi 2 anni e mezzo io ho svolto 2 Learn and Play, che sono dei corsi individuali, una sorta di autoformazione. Ti viene fornito del materiale e vieni seguito da una persona. I corsi che ho svolto in questa modalità sono 2, uno sul software ClickView, che è quello che poi utilizzo attualmente in banca, e l'altro invece è un corso su SQL. Mentre per quanto riguarda i percorsi tradizionali, oggi c'è stata la mia prima lezione del corso di Data Science, quindi vi saprò dire com'è. Per chi pensa che il mondo della consulenza IT e di business sia un mondo prettamente maschile, non è affatto così. Probabilmente nello scenario comune associamo alla figura del consulente informatico una figura maschile, un po' come quando da piccoli pensavamo che solamente i maschietti potessero giocare ai videogiochi, ma non è assolutamente così. Le possibilità ci sono, indipendentemente dall'essere donna o essere uomo, e l'importante è avere sempre passione e voglia di fare. E poi sappiamo tutti che le donne hanno una marcia in più. Utilizzando solamente io all'interno del team ClickView, che è questo strumento appunto di business intelligence per creare reportistica, ogni volta che arriva una segnalazione i miei colleghi mi guardano e mi iniziano a canticchiare per colpa di Click, Click, Click. Quindi direi che per colpa di Click è il nostro motto. Consigliare ad un amico di venire in Reti? Assolutamente sì, e lo consiglio anche a voi.